Cari ragazzi del 99, del 1999, non del 1899, quelli erano i ragazzi che andarono in guerra, la prima guerra mondiale, che combatterono e morirono sui campi di battaglia. Parlo ai ragazzi del 1999, quindi ai ventenni di oggi, a tutti i ventenni che stanno combattendo la loro guerra, una guerra diversa, con un nemico invisibile, però subdolo, terribile e micidiale, i ventenni oggi sono sepolti vivi, sono murati in casa per colpa di questo Covid. Probabilmente attraverso le vostre tecnologie avrete assistito ieri a uno spettacolo indecente, quello della politica italiana. Un campionario nell'aula del Senato, in particolare dei peggiori difetti, dei peggiori vizi dell'uomo, no? Non mancava nulla: l'invidia, la gelosia, la rabbia, la protervia, l'arroganza, il tradimento, la slealtà, la scorrettezza, l'ingordigia, la sete di potere. Ecco, io vorrei dirvi che questa non è la realtà. La vita è altra cosa, i valori sono altri, i valori sono quelli che voi incarnate, che voi probabilmente potete comunque manifestate, che sono quelli appunto di chi fa il proprio dovere, di chi soffre dignitosamente, di chi non vuole fare sgambetti, non vuole fare scorciatoie, non vuole sopraffare gli altri, non vuole prevaricare. Tutto questo la politica non lo fa, e davvero non seguite mai questo esempio. Questi politici, questi parlamentari sono colpevoli di avere dato un esempio spaventoso, perché alla vostra età si può pensare che la vita sia quella, che il modo di vivere sia quello, no? Di annientare il proprio avversario, non avere nessun rispetto per i rivali, andare avanti comunque sempre per il proprio interesse, no? Quando parlano l'interesse dell'Italia, facciamo l'interesse, pensiamo al bene comune, no? Loro pensano alle loro poltrone, alle loro rendite di posizione, ai loro privilegi, e non vogliono rinunciarci. Non prendete esempio da queste persone pessime, squallide, da questi trasformisti, dai cosiddetti costruttori volenterosi, come diavoli li hanno chiamati, per nascondere poi in realtà quello che sono veramente, dei voltagabbana, dei camaleonti che sono sempre pronti a saltare sul carro del vincitore. Questa non è la realtà, e voi dovete vivere invece secondo quanto vi dicono le vostre famiglie, i vostri genitori, e chi cerca in qualche modo di dare un esempio migliore. Tenete sempre presente una poesia di Kipling che si chiama Sé, ed è proprio un'esaltazione dell'autostima, cioè il cercare le forze in se stessi, cercare di non ricorrere ad altri per andare avanti, no? Perché vi troverete da soli nella vita in tante occasioni, e dovrete fare di tutto per superare i problemi in maniera così civile, non raccapricciante, rivoltante, come quella che hanno dimostrato di seguire ieri i parlamentari italiani. Seguite una poesia di Kipling, se volete, si chiama Sé, la conoscete di sicuro, e quando saprete, dice Kipling, confrontarvi tra trionfo e rovina, tra successi e insuccessi, allora sarete uomini. Ecco, seguite quello, non seguite i politici, anzi statevene alla larga. E a chi vi dice soltanto gli imbecilli non cambiano idea, sappiate che bisogna capire, dipende da perché si cambia idea. Se si cambia per un'intima, profonda convinzione, idea, allora fate bene a cambiarla, ma se la si cambia per interesse, per opportunismo, allora quelli che la cambiano sono dei cialtroni oltre che degli imbecilli, e sono persone che non meritano di ricoprire incarichi preminenti nelle istituzioni. Buona fortuna.